oggi era importantissimo arrivare a fine gara senza dolori. Erano 4 anni che non correvo un cross, uno degli ultimi è stato proprio qua a Vittorio Veneto nel 2015, quindi sono felicissima di oggi. A vederlo sembra molto facile, invece a correrlo è tutto un falso piano in salita e quindi è veramente tosto per le gambe, quindi sono contenta perché avevo sensazioni molto buone, quest'anno ho lavorato molto sulla forza e sento che me la sto ritrovando anche nelle campestri. Sono felice perché comunque dopo un periodo decisamente negativo, con prima un mini infortunio che mi ha tenuto fermo una decina di giorni, poi ritorno, un raduno e subito dopo un'influenza di altri 10, non mi aspettavo un risultato del genere, soprattutto grazie ad avversari molto forti. E sono contento comunque della mia forma perché so che se una settimana di allenamento mi ha dato questo frutto, scommetto che in una stagione di allenamenti farò molto meglio. Contento di aver esordito con la nuova maglia della tua nuova società? Contentissimo, un vero onore, poi devo ammettere che il rosso mi dona parecchio, quindi perfetto. Una bella vittoria, poi gareggiare a fianco a certe campionesse è un onore. Il percorso era faticoso ma ce l'abbiamo fatta, meglio delle aspettative.